Avevo il saturimetro a casa, ho visto che andavo da 96, 97, sono andato a 67 e alle 6 del mattino ho chiamato il 118, mi hanno detto via, via, via subito e poi il primo posto che hanno trovato è stato qua. Comincia da qui la lunga lotta di Bruno contro il virus. 69 anni di Campo San Piero, Bruno è stato infermiere all'ospedale. Anche per questo ha vissuto con lucidità ogni fase del suo calvario e sa benissimo quanto grande è stato il pericolo scampato e quali sono i suoi eroi, tutti qui nel reparto di anestesia del Cafoncello. Appena arrivato quando che mi hanno intubato a Campo San Piero, ho visto un po' una fase critica. Poi qui ho trovato gli angeli custodi che non so come ringraziare. Adesso si sente meglio e vede speranza. Sì, adesso sto aspettando di mettere in bocca qualcosa, di vedere. Adesso che il peggio sembra alle spalle, Bruno ripercorre con la mente le sequenze che hanno portato al contagio. Facevo volontariato agli anziani e vado su una famiglia a fare una puntura, non so, forse c'era la figlia che l'ha portata e l'ho presa anch'io. Bisogna avere tanta precauzione, stare attenti. Attorno a Bruno c'è un reparto che sorride, la battaglia più dura è stata vinta, ma il percorso è ancora lungo. A casa lo aspettano i familiari e i colleghi di una vita. Abito su un quartiere di medici e infermieri, sono tutti lì che mi aspettano. In bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie a voi.